No, I'm not a writer. Vedi, questo è il sentiero della Valle Vecchia e io adoro venire in questi posti d'inverno perché vedi, non c'è nessuno, c'è un silenzio, solo io che parlo, vabbè, che sproloquio così nel silenzio. Il parcheggio è gratuito, la spiaggia è relativamente pulita, i liemi, sì, non possiamo fare il bagnetto perché fa freddo, però tutto il resto, insomma, no? C'è qualche rumoretto di animale, a parte gli uccellini, c'è qualcun altro in giro. E se c'è un cinghialo, Amy? Ecco, questa sì eviterei la conoscenza. Vipera. Cane sta iniziando a piovigginare, proviamo a cercare la strada del ritorno, dai. Che dici? Sei qui, sei. Ecco cane, l'ho sempre impettata, cara. Cane, dov'è il mio cane? È andato via. Questo cane pericoloso. Qua sei te, cara. Ok, ecco, inizia a piovere, non so dove cazzo sono. Bello, grande Yuri, grande. Vabbè, porca puttana. Aspetta, no, non neanche il telefonino con le mappe. Vabbè, proviamo ad andare di là, vediamo che succede. Il mio istinto mi dice di andare di qua, ma sai quanto puoi fidarti tu del mio istinto? Porca troia, vabbè, ci prendiamo una lavata. Ok, credo di essermi perso, sì, ma qual è il punto? Io sento delle moto da cross di là. E prima le moto a cross le sentivamo andando avanti verso, diciamo, le capanne, no? Sai che avevo fatto la puntina una volta, la brussa, che c'erano le capanne, quindi per cui non vorrei che abbiamo passato di un bel pezzo il parcheggio dove c'è la casa, hai capito? Vedi? E così è quando sei con me, ci si perde di continuo. Da una parte è bello, però quando c'è la pioggia magari un pelo meno, un pochino meno. Vabbè dai, allora oggi ci si perde nel Wild Veneto, che cacchio, mica dobbiamo sempre perderci nei posti sconosciuti, ci perdiamo anche qua che ci sono stato 4-5 volte, se no, vedi, questo è perdersi il livello pro, cioè ti perdi dove non dovresti perderti. Sì vabbè, però, no dai, è sbagliato, no, non riconosco sti pezzi qua. E se io continuo di qua, dove arrivo? In Slovenia, in Croazia? Porca miseria, mondo wild che singano. No dai, niente, no, siamo fuori di un bel pezzo, non c'entra niente sta strada, non l'ho neanche mai fatta, molto carina, ma non l'ho mai fatta, no. Bisogna tornare indietro. Cane, ti avevo detto porta il telefonino e tu, ma no, dobbiamo fare il wild, cosa serve il telefonino? È sinonimo di schiavitù e attaccamento al contesto sociale di tutti i giorni. Ma io ti ho detto, metti, ci perdiamo, sti cani. Oh Yuri, ma perché se hai detto che questa è la strada sbagliata continui di qua? Perché sai, ogni volta che io faccio le cose senza pensare, alla fine va tutto bene, succede sempre qualcosa di carino. E quindi, tanto, piovigina, come si dice a noi, scaivea, cioè quando piovigina poco, no? Quello vuol dire scaivare, anche se tu dici, ma scaivea deriva da caivo, che è nebbia, non lo so, non credo. E cane anche sete, non abbiamo portato via neanche l'acqua perché abbiamo detto, facciamo un piccolo giretto, adesso andiamo nel camperino e beviamo, mi sai, sì, cara. Giusto perché
Il sentiero della Valle Vecchia è all'inizio del parcheggio e noi eravamo andati dalla parte opposta del parcheggio, quindi se siamo tornati indietro e siamo entrati nel sentiero della Valle Vecchia vuol dire che abbiamo passato il parcheggio, quindi adesso stiamo tornando indietro per chissà quanto. Deve essere anche ora di pappe. Sai come faccio a saperlo? È lo stomaco che dice è ora di pappe. Help! Porca troia! Dai che troviamo, Missy. Allora, di qua no che c'è l'umidume, e di qua nel bosco. Buongiorno Italia, buongiorno un caso, buongiorno un caso sempre. Beh, però qui in mountain bike con tutte ste dunette, cioè veramente ti divertivi come un deficiente, è da fare, da fare. Sì, quando è tipo primavera, autunno, qui in mountain bike a fare immone. Sì. Ti piace perderti, Yuri, eh? No, beh, guarda, è più una dote naturale. Il bello è che il cane pericoloso pensa che io sappia quello che sto facendo, no? Invece è il cane. Siamo qua così, allo sbaraglio, persi sotto la pioggia, in mezzo al wild Veneto. Giovane zingano disperso nel wild. Di lui è rimasto solo un camper scarrozzo lasciato nei pressi della Brussa e un cane pericoloso così che girovaga un po' alla cazzo. Oh, ce l'abbiamo fatta, cane! E adesso sì, mi ricordo tutto. Questa era la vecchia entrata, quella che facevamo con le morose per andare in spiaggia, e quindi noi andiamo di là. Hai capito, cane? Dai che ci siamo, eccola lì l'habitation. Vedi, quel puntino piccolino lì, quella è l'habitation. E quello è cane pericoloso, guarda. Poci. Casa. Un fagiano fuori casa. Ciao fagiano. 25 dicembre. È Natale, no? È l'anniversario della mia prima notte in camper. Non è tanto la prima notte, è stato quel momento in cui ho fatto la svolta completa, no? Cioè almeno ho avviato, diciamo, l'avventura andando già a vivere dentro al camper intanto, no? E dove sono andato a festeggiarlo? Allora, il 24 e la notte del 25 l'ho passato con la bella donzella e forse ho fatto anche qualche video. Poi vabbè, il classico pranzo di Natale in famiglia, mangiare, imbugasse, solite robe. E adesso sono qui in mezzo ai campi, in mezzo ai boschi, nell'oscurità. Vedi dietro? C'è il buio pesto, non ci sono lampioni, non c'è niente. E aspetto che scenda ancora di più il buio, dopo devo farmi un giretto nel bosco col cane. E mi sto leggendo un libro, Il potere del silenzio, Carlos Castaneda, te lo consiglio. È uno di quei libri da leggerti coi piedini davanti alla stufa. Dovevo leggerlo a lume di candela, però l'Alessia mi ha portato la candela, quella profumata, e dopo, come si dice in dialetto da noi, menstomagea, hai capito? Cioè menstomagea vuol dire tipo mi nausea, eccola là, vedi che ha sentito, no, il prurito.